Presidente, sorvolo sul nuovo regolamento perché sennò stiamo qua fin domani mattina. Allora cerco di andare via veloce perché d'ora in poi non stiamo neanche a presentare le mozioni, diamole per lette, chi le ha lette, stiamo prima. Comunque vabbè, cerco di andare avanti veloce, dicevo, perché ovviamente tante volte su questo tema una delle motivazioni per cui l'aria caldo non si può toccare è ovviamente sempre stato legato al problema occupazionale, alla difesa dei posti di lavoro, eccetera, eccetera. Io ieri mattina ho letto, credo, non so, ma sicuramente ci saranno stati altri interventi simili perché immagino che gli operai siano le prime persone che hanno a cuore la loro salute, quella sì, e ieri mattina c'è stato un articolo di giornale. Io non so come è andato poi questo incontro perché gli operai hanno chiesto un incontro con il responsabile della produzione dell'impianto che è nuovo, quindi non è sicuramente persona che può essere incolpata di ciò che succede a Trieste da tanti anni, ma che è nuovo perché prima ricopriva praticamente lo stesso incarico, era il capo degli altoforni dell'Ilva di Taranto. Ora, non so se dire a questi operai state sereni che è tutto a posto, perché ovviamente chi magari non si comporta in un certo modo altrove viene anche ripreso dalla magistratura, è attualmente sotto processo per quello che è il processo dell'Ilva di Taranto e viene chiamato a fare praticamente lo stesso lavoro a Trieste, vista l'alta esperienza. Se dobbiamo dire state sereni a questi lavoratori ma anche a questi cittadini, perché il suo legale nel marzo 2015 aveva chiesto anche il proscioglimento in quanto il legale stesso riteneva che a fare tutto, praticamente a decidere tutto, non fossero i dirigenti pagati dall'Ilva di Taranto ma fosse una struttura ombra creata dalla famiglia Ilva. Quindi mi chiedo anche quale fosse questa esperienza di questo dirigente, ma a parte questo sono scelte che ovviamente fanno i privati e quindi era giusto ovviamente sottolineare anche questo aspetto che non so quanti ovviamente ne sono a conoscenza. Ci sono, su quanto abbiamo detto, ovviamente non abbiamo mai il tempo adatto per approfondire, però sulla disponibilità della Commissione io ricordo anche un'audizione che abbiamo avuto con la Presidente a cui il nostro capogruppo Usai chiedeva rispetto di quella che era una delle prime mozioni che abbiamo discusso qui, ovvero proprio il rendere i cittadini e anche i consiglieri e i commissari partecipi di queste vicende. Vista come è andata con l'AIA, io tutta questa condivisione sinceramente non me la ricordo, probabilmente ero altrove. Probabilmente la visita alla Ferriera invece del 29 di aprile si doveva fare il 29, non so, di ottobre, novembre, settembre, eccetera. Quindi apprezziamo la disponibilità, ma intervenire sempre a cose fatte credo che sia più un volersi pulire la coscienza che altro. Infine ho sentito dire tante volte non si possono fare scelte politiche. Benissimo, allora perfetto, se non si possono fare scelte politiche però, Presidente, mi lasci dire, perché si possono fare promesse allora? Perché quelle parole che ha letto il consigliere Usai prima sono di fatto delle promesse. Si è detto se l'impianto inquinerà di più noi provvediamo a chiudere l'area a caldo. Questa è una promessa, non è una scelta politica? Sulla base di cosa sono state fatte quelle dichiarazioni allora? Sulla base di un qualcosa che la politica non poteva promettere? Allora vediamo chi è che gioca e chi fa campagna elettorale 365 giorni all'anno. Noi di queste cose ce ne occupiamo dal primo giorno che siamo entrati in questo Consiglio. Credo fosse l'estate del 2013 che abbiamo portato una mozione in discussione in quest'Aula. E allora, se vogliamo sempre continuare con i soliti attacchi, con le solite strumentalizzazioni, con le solite campagne elettorali, siamo liberi di farlo e, come vi ho detto spesso, noi di sicuro non ci tiriamo indietro. Se vogliamo risolvere i problemi della gente, facciamolo però in maniera seria.